Oggi nella Buongiorno. rubrica di Veneto Globe, Voci da speciale Cadore, ospitiamo Mauro Bettin, un atleta che ha deciso di vivere nelle Dolomiti. Un bene arrivato, Mauro, e anche ai nostri ascoltatori. Prima domanda che ti faccio: perché questo trasferimento dalla pianura? Anzi, tu sei nato a Milano, quassù nelle Dolomiti. Beh, intanto grazie e buongiorno a tutti. Ma io sono nato a Miane, provincia di Treviso, e ho vissuto la mia giovinezza a Gagliarine, però da piccolino sono sempre venuto qua a Valle di Cadore in ferie e poi mi sono innamorato e finché mi sono preso un pezzo di terreno, ho fatto una casa e sono venuto qui a abitare. Tu ormai come professionista non corri più, fai però mountain bike e altre tantissime attività. Cosa fai? Sì. Qual è la tua professione adesso? Beh, io ho corso da professionista su strada negli anni 93-98 e poi sono passato in mountain bike. E poi negli ultimi 15 anni sono passato come direttore tecnico alla Full Dynamic e poi per il mio team che si chiama Torpado Ursus, e dove svolgiamo un'attività internazionale ad alto livello, perciò Coppa del Mondo, mondiali, europei. E ho tra l'altro i due campioni italiani elite, sia maschili che femminili, Gerhard Keschbaumer e Martina Berta. E questo è il mio lavoro, tra virgolette. Tra l'altro ti sei integrato perfettamente con il nostro territorio, con le Dolomiti. Sei uno di noi ormai. Grazie. È un bel pezzo che vengo in queste montagne, perciò le conosco benissimo tra i funghi, le biciclette, la mountain bike. Sì. E penso siano le più belle al mondo, perciò hanno una vastità immensa e una bellezza unica. E poi vivere qua su è molto più sereno che stare giù. Trovi delle difficoltà nei collegamenti fra il Cadore e la pianura o ormai siamo assimilati tutti? No, poi tra l'altro con l'attività agonistica siamo in giro per tutto il mondo, a parte quest'anno con il Corona, ma da marzo in poi ci sono sempre gare, perciò tra Germania, Austria, America, si gira in tutto il mondo ormai e per me è una routine. Posso farti una domanda? Perché hai lasciato il ciclismo su strada che avevi già vinto delle gare importanti e avevi una bella carriera davanti? Ma è stato un po' per caso, diciamo che nel 97-98 mi sembra, io avevo già il contratto da professionista, però la squadra a dicembre ha chiuso e allora c'erano troppi compromessi per poter correre e ho preferito passare in mountain bike e poi ho fatto 10 anni più in mountain bike che mi sono divertito e poi sono ancora dentro la mountain bike adesso. È un mondo completamente differente quello della mountain bike da quello della corsa da professionisti, corsa su strada. Beh, la cosa più bella è che c'è meno stress, meno gare, perciò sei meno impegnato, e la cosa brutta diciamo che ci sono c'è meno televisione, ancora meno interessi, perciò meno soldi. Però come gesto atletico a me piace tantissimo, già lo facevo anche quando correvo su strada. I primi arbori praticamente c'erano queste bici che ancora non sapevano cos'è, invece adesso c'è Coppa del Mondo, discesa, downhill, four cross, cross country, marathon, ci sono tante discipline, l'interesse è sempre più grande e si sta evolvendo molto. Qui da noi il mountain bike è stato scoperto grazie alle delle gare, campionati del mondo, tra l'altro vinti anche una corsa vinta da una bella ragazza veneta che aveva spopolato. Qui per noi era stato come una scoperta quella gara. Quando è arrivata al traguardo veramente fresca, bella e che ancora tutti quanti se la ricordano.
Ma c'è anche una parte importante anche di mountain bike femminili. Come sta andando adesso? Sì, certo. Mi sembra penso che tu parli della Paola Pezzo, Sì, sì, esatto, che ha esatto. vinto 2 Olimpiadi, siamo stati in nazionali insieme, lei è stata un'atleta, una delle prime tra le più forti che ci sono state, è molto professionale, e lei ha portato a far conoscere praticamente la mountain bike. Poi si è evoluta la disciplina, abbiamo avuto Paluber campione del mondo, Marco Bui campione del mondo Arno 23 che correva sempre con me, e adesso c'è Cash Baumer che è tra i più forti al mondo nei primi 3, è stato anche numero 1, ha fatto secondo al mondiale 2 anni fa, l'anno scorso era secondo a Forato a pochi metri dall'arrivo e ha finito quarto, e perciò adesso stiamo risalendo un po' la china. Come nazionale siamo la seconda, perciò in teoria dovevamo andare in 3 atleti alle Olimpiadi, perché le prime 2 squadre andavano con 3 atleti, noi e gli svizzeri, e il campo femminile per ora è ancora leggermente scoperto, ci manca, ma speriamo Un'altra che Pezzo e vengano fuori i un'altra giovani. Paola Pezzo. Manca un'altra Paola Pezzo. Per ora Cosa sì, però dici? abbiamo la mia atleta e poi delle altre atlete giovani che stanno venendo su bene, e speriamo che maturino e possano portare dei bei trofei come ha fatto Paola Pezzo. All'inizio dell'attività in Cadore organizzavamo come Telecortina e come Telecomedico una manifestazione qua in giro in centro Cadore, qua e precisamente a piede. Dopo di allora, forse perché l'assessore allora è stato cambiato perché è scaduto il suo mandato, non abbiamo più visto niente. Sarebbe possibile riportare qualche gara qua in Cadore? Ma come territorio certamente sì, abbiamo di tutto, ma ci sono delle voci che stanno lavorando per portare delle gare, una gara importante qui in centro Cadore. Poi qui si potrebbe fare di tutto, come lo fanno a Courmayeur, come lo fanno in Val di Sole, in altre località. Qui ci sono già delle manifestazioni un po' più qua vicine, tipo Cortina, la Dolomiti Superbike, che è dentro a Villa Bassa, ce ne sono varie. L'importante è avere un gruppo di lavoro che sia coeso, e il percorso certamente non manca, si potrebbe fare dei percorsi bellissimi. Ci vuole un Ecco, po' la passione e un po' e di impegno. anche qualche personaggio che tiri, no, non Sì, credi? sì, anche, ma quelli poi vengono sicuramente, nel senso quando c'è una gara importante i personaggi vengono, e ci vuole qualche magari politico più che altro per appoggiare questi progetti sul turismo, come ha fatto la Val di Sole, ha lavorato molto, ha fatto un evento che negli ultimi anni ha 25.000 paganti, ha sviluppato, loro lavorano molto con il turismo, non solo della bici, della mountain bike o delle biciclette. Qui nel nostro comune abita anche Mirko Tabacchi. Che manifestazioni fa Mirko Tabacchi? Ma Mirko fa una parte di Coppa del Mondo, un po' di marathon, adesso è uscito dal corpo forestale, no, dal corpo dei carabinieri, e corre con la KTM, e speriamo che abbia il tempo per poter allenarsi bene e competere nelle manifestazioni più importanti. Ma qui in Cadore tu sei diventato anche come si può dire, un esempio per il tuo volontariato, perché tu hai messo a posto un sentiero dopo la tempesta Vaia che ti ha portato anche un premio, un riconoscimento da parte dei comuni, dell'amministrazione comunale. Come è successo questa attività di volontariato? Ma diciamo che mi dispiaceva vedere un sentiero che era bellissimo e che è stato rovinato, però da Vaia ho cercato pian pianino, con qualche aiuto di amici, di cercare di pulirlo e ripristinarlo, e adesso è un percorso ciclabile pedonale che è bellissimo. Adesso ho in mente di farne un altro sempre qui che da Nebiu parte e sale verso la Forcella di Colmao per poi andare
a Costa Piana. Mi piacerebbe farlo diventare ciclabile e tirarlo un po' in qua, perché ha delle piante in mezzo e secondo me è molto bello. Visto che ho un po' di tempo, lo posso dedicare al bosco. Quanto ha pesato a te il coronavirus, quanto ha pesato nella tua attività? Beh, l'attività si è fermata completamente come per tutti, ma io qui, stando bene, non mi ha pesato più di tanto, perché vivendo su un posto così, poi attaccato al bosco, non ci sono stati problemi di starci. Speriamo che riprenda per poter riprendere l'attività e poter riuscire a portare i miei ragazzi a potersi misurare con gli atleti più forti al mondo, e non vediamo l'ora di riprendere l'attività agonistica. Tu accennavi all'attività che potrebbe arrivare in Cadore, in centro Cadore. C'è già qualcosa di positivo, di concreto, o sono solo voci? Ma quello non so, dipende sempre dal comune praticamente, se accetta gli aiuti o meno. So che ci sono interessati e i percorsi ci sono. Speriamo che possa diventare magari in futuro un mondiale, come è stato a Auronzo, l'ultimo qua più vicino, in questo nostro territorio. Fra i nostri ascoltatori ci sono tantissimi della pianura veneta, del Friuli, del Veneto, del Trentino, anche una parte della Lombardia. Pensi che possa interessare a loro seguire delle attività che vengono fatte sul mountain bike, che ci sia uno sviluppo in questa attività? Ma sicuramente sì, perché mi ricordo bene, io ho tanti amici da giù che vengono a pedalare su, e è sempre un piacere pedalare qua su, ma giù c'è ancora più numeri di persone che praticano la mountain bike, sia nella pedemontana, veneta che friulana. È un sport molto sentito, e per loro sicuramente è un piacere a venire a pedalare qua. Noi organizziamo quasi ogni anno un'uscita col mio team, di ciclomotori, di chi vuole, si va a mangiare su qualche rifugio, si fa qualche bel giro. Ma qua su abbiamo un'infinità di sentieri, difficili, tecnici, facili, un po' di tutto. Perciò è un territorio ideale per fare le mountain bike proprio. Che strutture ci vorrebbero per accoglierli meglio? Beh, a livello alberghiero, se la gara diventa importante, ci vuole un po' di alberghi per poter portare sia i corridori. Una gara internazionale si aggira tra solamente di atleti, tra discesa, cross country, migliaio di persone, più tutto lo staff, massaggiatori meccanici e quanti poi ci sono dietro a seguito. Perciò ci vuole un po' di civiltà alberghiera praticamente. Qui non siamo messi benissimo, però un po' di qua, un po' di là ci stanno, insomma. Ecco, allora una domanda per chiudere. Sei sposato? No, non sono mai stato sposato, però ho una compagna. Benissimo. Allora io faccio a te e alla tua compagna tantissimi auguri di buona permanenza e di un ottimo futuro. Grazie a Mauro. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. E arrivederci. Buona giornata. Grazie. Vi aspettiamo in Cadore, in centro Cadore. Grazie. Salve.